Oggi dobbiamo mantenere una promessa fatta a tutti quanti voi telespettatori. La settimana scorsa vi avevo lasciato dove? Nella strada che va tra il Campomulo e l'Ortigara, con le ciaspe, un neve e mezzo di neve fresca assieme alle guide Altopiano 7 Comuni per fare una cesponata incredibile. Eravamo arrivati praticamente partiti da poco, a dire la verità, abbiamo fatto un bel pezzo in motoslitta, però oggi noi vogliamo arrivare alla fine per vedere questo tramonto meraviglioso sui monti qui dell'Altopiano. Tutto questo è il menù appunto in questa puntata di Viaggiando, subito dopo la sigla. And feel the truth you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I'm your lady, and you are my man. Bentrovati amici viaggiatori, abbiamo già annunciato prima della sigla, noi abbiamo lasciato 7 giorni fa per proseguire un'escursione, una puntata divisa in 2 parti. L'avete già riconosciuto il nostro amico, l'amico di Telechiare, di Viaggiando, Gianni Frigo, dell'associazione Guide Altopiano 7 Comuni. Allora Gianni, abbiamo iniziato e siamo già cotti. Vogliamo spiegare con precisione dove ci troviamo i nostri telespettatori, fare un attimo un po' una panoramica della meraviglia che ci circonda. Allora ci troviamo sulla strada militare costruita dall'esercito italiano e che collega Campomulo con Roccolo Cattaneo e con la zona dell'Ortigara. Stiamo costeggiando la strada che in realtà attualmente fa parte del comprensorio delle piste di fondo di Campomulo, un comprensorio con 150 km di piste battute che si può anche collegare alla piana di Marcesina. Intravediamo qui in fondo i monti della Forcellona che sono l'altra estremità della piana, allargando quindi i percorsi possibili a circa 200 km senza mai ripercorrere lo stesso tratto. Oggi volevo portarvi in una zona dove si riesce a percepire bene quello che è stata l'evoluzione storica della reggenza, una particolare realtà di autogestione e di autodecisione che i cimbri che abitavano il nostro altopiano si sono dati attorno al 1300 e che è praticamente perseverata nelle sue strutture, nella sua modalità di gestione del territorio fino praticamente a Napoleone. Una realtà che ha preso origine dalla durezza della vita su queste montagne e dalla scarsità di risorse e dalla necessità di un'oculata gestione della stessa, ma ne parleremo più tardi. Allora, abbiamo detto situazione neve ottimale per i pazzi come noi che vogliono fare una bella escursione. Abbiamo 1,5 metri di neve fresca caduta praticamente negli ultime 48 ore per uno scenario veramente mozzafiato. Certo, siamo in una condizione che potremmo definire canadese e non a caso qui saremo in grado di muoversi più agevolmente non con le ciaspe che utilizziamo di solito noi in queste zone di prealpi, ma con ciaspe che derivano dal grande nord, quelle ciaspe lunghe che Jack London nei suoi racconti e nei film tratti da essi ci hanno abituato a considerare le vere ciaspole da neve. Qui da noi questa realtà però non è mai una realtà che duri molto a lungo, nel senso che siamo a quote abbastanza basse con posizione esterna delle nostre prealpi e quindi il metamorfismo, cioè la trasformazione che la neve subisce in relazione alla solazione, alla temperatura e alle condizioni atmosferiche è molto veloce. Generalmente la trasformazione avviene nell'arco di qualche ora, per cui da qui a qualche 1 o 2 giorni troveremo una realtà completamente diversa, una crosta dura in superficie dovuta allo scioglimento e poi al rigelo della neve, con sotto magari della farina che non permetterebbe di camminare agevolmente su di essa. Le ciaspole che utilizziamo noi di plastica con il punte di acciaio per poter avere grip anche sulla crosta dura gelata sono l'ideale per questi percorsi e ci consentono di muoversi anche in condizioni dove la superficie non è esattamente orizzontale ma ha un leggero pendio. Per questo sono quelle che utilizziamo più di frequente noi nelle nostre escursioni. Allora direi di partire e di andare avanti con la nostra escursione.
sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. Allora Gianni, innanzitutto è veramente bello faticoso fare una spolata con tutta questa neve fresca, specialmente per te che stai naturalmente aprendo le piste. Io sono un po' facilitato anche stando dietro dove tu praticamente stai già battendo, però è veramente bello sentire proprio il rumore della neve sotto i piedi, è una sensazione spettacolare, cioè veramente vivere la natura. Certo, è qualcosa di atavico, di ancestrale. Sai che io sono nato a gennaio, quindi con la neve presente in abbondanza sul territorio. In ogni caso è quasi un tornare a casa a sentire questo rumore. Ricorda inverni lontani di tanto tempo fa. Qui vedi anche l'area che è definita Picetum e capisci uno dei motivi per cui in questo ambiente è l'abete rosso quello che si esplica col massimo di potenzialità biologica. Ti sei reso conto da solo che la neve è molto profonda e farinosa, è leggera, e gli abeti, come vedi, trattengono grandi quantità di neve sui propri rami. Se la neve fosse bagnata, come quella che capita di avere in primavera, oppure a quote più basse, attorno ai 1000-1100 metri, anche in questa stagione, il risultato sarebbe degli schianti da far paura. La parte apicale delle piante verrebbe assoggettata a un'oscillazione da vento che non riguarderebbe semplicemente la freccia, la parte apicale, il germoglio, ma riguarderebbe anche tutto il manicotto di ghiaccio e di neve che si viene a formare su di essa. Viceversa, qui con questo tipo di neve fredda, farinosa, è proprio dovuto al fatto che nevica a temperatura più bassa quassù. L'albero riesce a scaricare la neve prima di subirne danni. Questo ci fa capire perché le peccette artificiali che abbiamo sostituito alla faggeta nella parte centrale dell'altopiano, pur essendo dal punto di vista economico molto vantaggiose, non lo sono dal punto di vista ecologico. Abbiamo occupato con una specie che non è vocata a quel territorio, quell'area, in un'ottica prettamente di produzione legnosa. C'è anche da dire che subito dopo la Prima Guerra Mondiale l'altopiano era un deserto e per cui quella riforestazione, pur se discutibile con l'ottica delle conoscenze che abbiamo adesso, è stata dal punto di vista occupazionale e di ritorno dal profugato per le nostre popolazioni una mano santa. Assolutamente. Tra l'altro non so se è vero, però mi ricordo quando ero bambino che dicevano che c'era un detto che se gli alberi quando nevica e per qualche giorno rimane la neve sugli alberi, vuol dire che è segno che arriverà ancora tanta neve. Beh sì, vuol dire che l'inverno produce una situazione di neve copiosa e questo significa anche un'altra cosa, un'estate con disponibilità di acqua. Teniamo presente quello che dicevamo prima, siamo su un terreno carsico, il problema grosso dell'altopiano da sempre è la disponibilità idrica e questo è ancora più importante in un momento in cui l'allevamento, che era prettamente ovino durante il periodo medievale, si è pian piano spostato verso l'allevamento bovino, qual è quello attuale.
Mentre le pecore possono pascolare la mattina presto con la rugiada, e qui di rugiada in estate se ne formano una grande quantità, e basta quella per la piccola quantità di acqua di cui hanno bisogno, salve integrale ma una minima parte. Viceversa, le mucche che producono latte hanno bisogno di decine di litri di acqua al giorno, e sull'altopiano questo era proprio un fattore vincolante, al punto tale che alcune volte si andava a recuperare la neve compattata sul fondo dei crepacci, o addirittura il ghiaccio presente in molti dei snea loch, come vengono definiti in cimbro, buchi della neve. Si tagliavano blocchi di questo ghiaccio, di questa neve compattata, li si portava in superficie e li si faceva sciogliere per abbeverare il bestiame con quelli, messi a disperate da estati particolarmente siccitose. Mi hai fatto venire, hai parlato di questi termini cimbri, e tra l'altro questa è una terra piena di tradizioni, di leggende, di personaggi che vivono in questi boschi molto particolari e molto molto simpatici. Certo, ad esempio i Salvans, che hanno insegnato agli uomini a fare il formaggio. Chi è il Salvan? Probabilmente è l'uomo che ancestralmente occupava questi territori e che aveva imparato alcune tecniche di sopravvivenza e le passava alle popolazioni che successivamente si andavano a insediare sui territori. Oppure tutte le varie leggende, il Giacominerloch o il Tanzerloch, riferite alle varie cavità carsiche che venivano raccontate, qualcuna anche molto truce, e d'altra parte il motivo del racconto era quello di spaventare i bambini in modo tale che non si avvicinassero a queste zone dove il rischio che cadessero dentro a queste cavità era piuttosto elevato. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimi istanti, noi comunque intanto proseguiamo la nostra escursione. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall. Seconda parte di Viaggiando, scusatemi il fiatone, ma stiamo facendo una meravigliosa escursione con gli amici dell'associazione Guida Altopiano Asiago 7 Comuni, nello specifico con Gianni Frigo, che ci sta portando in questa giasporata. Però sapete, abbiamo 1,20 metri di neve fresca, e io l'ho detto, io è la prima volta che pratico questa attività sportiva, questa bella cespolata con la neve così alta, ed è veramente bello ma difficile. Gianni, ci siamo fermati qui un attimo davanti a questo cartello perché vogliamo soffermarci su una cosa un po' particolare e curiosa, specialmente per le persone che conoscono questo territorio e molto spesso si trovano ad andare in giro per l'altopiano e scoprono che magari una malga è di un comune, un altro bosco è di un altro comune, anche se magari è in zone geografiche un po' distanti dal comune d'appartenenza. Certo, è il prodotto della divisione in cimbro Tolbar della proprietà collettiva indivisa della reggenza. Vogliamo spiegare cos'è innanzitutto la reggenza? La reggenza era l'istituzione che
I 7 antichi comuni, Siebenalte, Comoine, Bruder e Libe, i 7 antichi comuni fratelli diletti, cioè gli aggregati delle popolazioni che per prime, attorno al 1000, hanno occupato l'altopiano, si sono strutturati e che agiva come un'entità autonoma in relazione alle diverse signorie prima e ai diversi stati che si sono succeduti poi nell'arco del tempo. In pratica ogni gruppo di abitazioni, ogni colonnello, questa è la definizione, perché queste abitazioni derivavano da una famiglia che faceva da capostipite, da cui poi diversi figli allargavano l'insediamento. Questi colonnelli, vi dicevo, si aggregavano per vicinanza tra di loro a formare un Gemeinde, un comune, e oltre alle piccole aree di proprietà individuale che erano quelli immediatamente vicine però alle costruzioni, all'edificato, gli orti, i campi, la zona invece del bosco, la zona del pascolo, era proprietà collettiva indivisa di diritto anglosassone. In pratica, anzi sassone più che anglo, in pratica era una proprietà di cui gli abitanti avevano l'usufrutto ma non la proprietà. Non solo era collettiva ma era anche inalienabile, cioè non poteva essere venduta, quindi non poteva essere ridotta alla superficie di proprietà collettiva, ma casomai doveva ampliarsi acquisendo altri territori o da altre comunità o da privati che le avessero vendute. Con il reddito di questo usufrutto la collettività soppliva le proprie necessità. E quali erano queste? Di sicuro quelle alimentari. L'altopiano non è mai stato in grado di supplire dal punto di vista della disponibilità di viveri alla popolazione che su di esso abitava, se non proprio nei primi tempi, per cui c'era la necessità continua di scambi con la pianura per importare farina, sale e quant'altro. Non era possibile produrre qui in quantità sufficiente. Da qui la strutturazione per comuni che poi si sono aggregati a formare la reggenza. La reggenza era in qualche maniera il governo collettivo dell'altopiano e a fianco delle proprietà collettive comunali esisteva una proprietà collettiva della reggenza che era tutta la parte alta dell'altopiano, quella più lontana dai paesi. Con i proventi del taglio dei boschi di questa zona o dell'affitto delle malghe presenti in quest'area, la reggenza pagava la propria struttura amministrativa e suppliva le necessità di diversi comuni nel momento in cui una siccità, una moria di bestiame, un qualche tipo di danno avesse limitato la capacità reddituale di quegli abitanti, con una sorta di mutuo aiuto tra le diverse collettività che costituivano questa popolazione. Quando, come conseguenza della bufera napoleonica, la Repubblica di San Marco è caduta e dopo la restaurazione tutta la zona dell'altopiano è stata assegnata all'Austria, la reggenza non è più stata in grado di essere ricostituita. Gli antichi privilegi sono stati perduti per sempre e però la proprietà collettiva rimaneva, non intestata ai comuni, ma alle comunità degli antichi originari, che è qualcosa di leggermente diverso dal punto di vista concettuale. Il comune è una realtà amministrativo-politica. La comunità degli antichi abitatori era una realtà preesistente alla strutturazione del comune e ancora adesso, pur non essendo più riconosciute, la proprietà di questi territori è di questo tipo. Cos'è successo però? Politiche liberiste, fascismo e quant'altro hanno minato alla base queste realtà. Il risultato pratico è stato che a un certo punto la proprietà collettiva della reggenza è stata suddivisa su richiesta di diversi comuni dell'altopiano ed è diventata proprietà comunale. Cosa capitava però? La suddivisione è stata fatta in base al numero di abitanti presenti per ogni comune. Capitava ad esempio che Rozzo, che era uno dei 7 comuni e che era famoso per avere grandi estensioni a bosco, aveva ricevuto della parte della reggenza, la parte contigua al suo comune, e quindi c'era una continuità geografica, ma era anche questa a bosco. Rozzo invece aveva bisogno di pascoli, quindi che cosa ha fatto? Ha permutato la sua parte a bosco con Asiago, che invece aveva fin di pascoli ma pochi boschi, per cui succede una cosa stranissima. Qui siamo vicino a Marcesina, al lato di Marcesina c'è una malga che si chiama Mandrielle, e Mandrielle è un altro nome di malga presente in comune di Rozzo, sotto Alverena. Allora
C'è l'antico patrimonio di Rozzo, che è la malga Mandrielle di Verena più Campovecchio e le altre malghe che sono del patrimonio collettivo del comune. Più c'è il nuovo patrimonio, questa malga Mandrielle di Marcesina, che anche se è completamente distaccata geograficamente dal comune di Rozzo, appartiene come figura giuridica al comune di Rozzo, anche se è nel comune di Asiago. È veramente spettacolare e molto molto curioso. Allora, noi siamo arrivati quasi alla fine della nostra escursione, riemergiamo fuori da questo percorso che abbiamo fatto. Gianni, io naturalmente voglio veramente ringraziarti. Stanno arrivando i nostri amici con le motoslitte del rifugio Campomulo. A proposito, andiamo un attimo. Voglio ripresentarveli, prima nella settimana scorsa l'avevo fatto velocemente, come sapete questa è un po' una puntata divisa in due parti, quindi vogliamo ripresentare gli amici che ci hanno dato la possibilità di fare con voi questa bellissima escursione. Mariangela E poi? Michele. Allora, vogliamo ricordare, noi in queste 2 settimane siamo stati ospiti del rifugio Campomulo, l'abbiamo detto, 160 km di piste. Naturalmente sempre, cioè quando 160 km di pista vuol dire che uno per 160 km non ripete la stessa pista. La possibilità di collegarsi anche con qui vicino con Marcesina, quindi altri 60 km, qui state solo qui sono 220, in tutto l'altopiano sono 600. Io questo ci tengo sempre a ribadirlo perché è in assoluto in Italia la stazione per quanto riguarda questo sport il top in assoluto, se non il top anche in Europa. E un centro fondo iperattrezzato con tutte le attrezzature e la possibilità anche di fare delle escursioni motoslitte, giusto? Assolutamente sì, ci sono delle escursioni che partono direttamente dal rifugio base Campomulo e portano fino a Malgamoline, oppure dei giri un po' più brevi e più divertenti anche per i bambini di un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi se volete divertirvi, per chi vuole fare delle belle sciate, delle belle cespolate, prendere il sole nei solari oppure fare delle belle escursioni, merita veramente. Grazie mille per la vostra disponibilità, io vi ringrazio perché era un pezzo che non facevo una bella escursione sia in motoslitta, ma ritorno da Gianni, è la prima volta che faccio una bella cespolata con la neve così fresca e così bella. Io voglio veramente ringraziarti, l'abbiamo già detto, noi siamo già nel mese di febbraio, voi in questo periodo proponete delle bellissime escursioni naturalmente giornaliere ma anche in notturno. Certo, il 26 febbraio è un lunedì, c'è il plenilunio. Il sabato precedente, il 24, noi organizziamo un'escursione sulla zona di Campomulo e avremo intenzione di effettuare anche un pernottamento in rifugio. Siamo disponibili a condurre con noi le persone che eventualmente sono interessate a vivere questa esperienza per fare una traversata che resterà nella memoria di chiunque ci parteciperà. Vogliamo ricordare nuovamente il sito, Gianni? Il sito della nostra associazione è www.guidaltopiano.com. Lì trovate tutte quante la programmazione sia invernale che estiva delle nostre attività. Naturalmente voglio ricordarvi che a vostra disposizione anche l'ufficio turistico della provincia, quindi lo IAT per quanto riguarda tutto il comprensorio, e poi sono a disposizione anche tutti gli uffici turistici nei vari comuni gestiti dal Proloco. In chiusura di questa puntata permettetemi di ringraziare anche il Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni e Asiago Turismo SRL che ha collaborato con noi per quanto riguarda sia la parte organizzativa che la parte di ospitalità per il sottoscritto, la troupe e le persone che ci hanno seguito. L'appuntamento con noi ancora per scoprire le più belle località di montagna più belle nel nord-est, a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.